Bentrovati amici della Wii Sport, torna l'appuntamento con il calcio giovanile siciliano. Siamo alla prima giornata di ritorno, il 14° turno del campionato allievi regionali. La capolista Città di Messina a quota 33 punti, saldamente al primo posto dopo la vittoria contro Junior Calcio Acireale, fa visita alla Ionica, ferma al quota 20 al sesto di questo girone C del campionato allievi. Mister Cosimini è fermo a letto con la febbre e allora il suo posto lo prende il collega dei giovanissimi Mister Fiumara, che schiera il Città di Messina con Forestieri dei Pali, Gulletta, Puleio, La Fauci, Gualberti, Grasso, De Marco, Majorana, Spuria, Cafarella, Andò. Dall'altra parte invece Mister Perrone per la Ionica schiera con il numero 1 Rizzo, 2 Crupi, 3 Garufi, 4 Giannetto, 5 Interdonato, 6 Faranna, 7 Uscenti, 8 Turiano, 16 Dinuzzo, 10 Gaete, 11 Branca. Città di Messina in maglia bianca e pantaloncini rossi affronta dall'altra parte la Ionica in total blu per affrontare questo primo turno dopo la sosta natalizia. Vengono da 39 risultati utili consecutivi, un anno e mezzo senza sconfitte in regular season quelli della Città di Messina, che battono il primo pallone del match attaccando da destra verso sinistra i vostri videoschermi. Dall'altra parte invece i padroni di casa della Ionica. Siamo al comunale di Santa Teresa e partono proprio bene i padroni di casa. Infatti c'è un lancio lungo che trova tutto solo un giocatore al limite dell'area di rigore, conclusione dalla lunga distanza. Ci ha provato il numero 7 Uscenti, che però non ha trovato la via della rete. C'è poi un calcio di punizione ancora una volta per la Ionica. Sul punto di battuta ci va Gaeta, che prova a cercare un compagno in area di rigore, non c'è il tocco da parte di Uscenti. Allora Forestieri può fare su alla sfera, ancora Ionica e con i calci da fermo sembra trovare ancora una volta la via della rete. Il calcio di punizione stavolta direttamente calciato dal numero 10 Gaeta, si va a stampare sulla traversa e poi non entra in porta. Pericolosissima la Ionica però, che sfiora il vantaggio. Il pallone probabilmente in questo caso è proprio sbattuto sulla linea. Dall'altra parte il Città di Messina finalmente in avanti, il pericolo numero 1 e come sempre Grasso in area di rigore. Stavolta per il suo colpo di testa non trova la via della rete. Ancora Città di Messina in sofferenza qui con Gaeta. La Ionica che cerca spazio sulla tre quarti, illuminante il passaggio dentro l'area di rigore per Uscenti, che scarta l'avversario. Il tentativo con il mancino viene però parato bene da Forestieri, a tu per tu con il giocatore di Mister Perrone. Ancora Ionica con un calcio di munizione, stavolta il pallone è alto sulla traversa. I padroni di casa comunque sembrano giocare meglio in questa prima frazione, che finisce poco dopo. Ancora reti bianche fra Ionica e Città di Messina in questa prima gara del girone di ritorno del campionato allievi. Dovrà fare sicuramente qualcosa in più la squadra di Mister Cosimini, oggi affidata al collega Fiumara. Batte il primo pallone del secondo tempo la Ionica. Le squadre sono invertite sul rettangolo di gioco. Sembra aver invertito il trend il Città di Messina, che parte forte nella seconda frazione. Il calcio di punizione di La Fauci trova in mezzo il tocco di un compagno, poi Grasso non arriva alla deviazione da buona posizione. Effetto il primo cambio il Città di Messina, infatti esce con il numero 7 De Marco ed entra Cordaro. E ancora la Ionica però con i calci da fermo a rendersi pericolosa. Gaeta prova a cercare un compagno in area di rigore, arriva il tocco di testa, arriva il gol. Il direttore di gara però annulla tutto per posizione di fuorigioco, scatenando le proteste dei padroni di casa. Era però in buona posizione il direttore di gara. Da questa angolazione le nostre immagini non fanno luce sull'accaduto, ci fidiamo della decisione arbitrale. Ancora un calcio di punizione, c'è il tocco di Gaeta per Uscenti, che prova la conclusione della lunghissima distanza. Si deve superare Forestieri, che salta all'incrocio dei pali e mette il pallone in corner. Da noi della Wii Sport i complimenti per l'estremo difensore del Città di Messina, aggregato da poco alla prima squadra. Città di Messina che adesso cerca in maniera confusa un nuovo attacco, recupera il pallone della Fauci, ci sarebbe Spuria tutto solo al suo lato. Prova però la conclusione con il mancino, il numero 4, che va sul fondo. Città di Messina che adesso imprime con concretezza una nuova azione. C'è il pallone che viene messo dentro, lo scarico per Spuria che stoppa, ci prova con il mancino Spuria e trova il gol che porta in vantaggio il Città di Messina. Simone Spuria all'8° centro stagionale fa zittire tutta la tribuna di Santa Teresa. Scatenato l'attaccante di Mister Cosimini, che ha trovato con il mancino di controbalzo il gol dell'1-0, un gol importante al minuto 60 che potrebbe valere i 3 punti. A 20 dalla fine zittisce tutti Simone Spuria, il bomber, mancava da tanto sulle tabelline dei marcatori. Calcio di punizione per la Ionica, pallone dentro di Gaeta, sfiora il colpo di testa il numero 6 di Mister Perrone Faranna. Secondo cambio entra Gennaro ed esce Andò.
nella città di Messina, che prova nuovamente ad attaccare. C'è una buona azione proprio per il neoentrato Gennaro. Sull'out Mancino si libera sul filo del fuorigioco, prova a entrare in area di rigore Gennaro, la deviazione del portiere, ancora Spuria da buona posizione, sfiora la doppietta l'attaccante, che però tutto solo con il Mancino ha mandato alto stavolta. C'è poi un bel lancio ancora una volta per Gennaro, alle qualità balistiche per provarci da lì, ci prova col destro in due tempi il portiere Rizzo, riesce a mantenere il pallone fra le sue braccia, esce Cafarella ed entra Maceli nel città di Messina, ma arriva anche il triplice fischio, scoppia la festa al comunale di Santa Teresa. Il città di Messina guadagna il 40° risultato utile consecutivo in regular season e continua a vincere, mantenendo il vantaggio sullo Junior Calcio Acireale. La prossima settimana torna al Garden di Mili per affrontare la Tirrenia. La Ionica di Mister Perrone invece andrà a far visita al comunale di Giardini, all'omonima squadra di Giardini Naxos. Da Antonio Carrè è tutto, amici della Wii Sport, il più cordiale saluto e alla prossima.